Giorgio e Nelda, 93 e 91 anni, 70 di questi trascorsi insieme come marito e moglie. La coppia Trevigiani infatti celebra il 70° anniversario di matrimonio, un traguardo che a causa delle misure restrittive per l'emergenza coronavirus non hanno potuto festeggiare con parenti e amici. Ma a questi due arzilli coniugi sono arrivati gli auguri in videochiamata del sindaco di Treviso, Mario Conte. Come avete fatto a resistere 70 anni insieme? Quanto vi amate? Ognuno sopportava l'altro. Ma Nelda, chi dei due ha più pazienza? Nelda o Giorgio? Io quella che ha più pazienza dei due, a dire la verità. Pazienza certo, ma soprattutto un grande amore, la parola chiave per Giorgio e Nelda. Ci vogliamo tanto bene, dicono mentre si abbracciano stretti. Sono trascorsi 70 anni da quel 17 aprile del 1950, quando dopo 3 anni di fidanzamento si sono uniti in matrimonio nella chiesa di Sant'Agostino. Eccole le foto in bianco e nero del giorno del sì. Per lei nessun abito bianco, solo il velo, ma sul viso il sorriso per l'inizio di una vita insieme destinata a durare oltre mezzo secolo. Dietro ad un'unione così duratura un segreto che anche il sindaco Conte ha cercato di carpire. Ero davvero curioso di sapere qual era il segreto per rimanere insieme così tanti anni e mi hanno detto che l'amore è il sentimento più grande che li ha uniti e soprattutto mi ha incuriosito perché ha detto che quando litigano ognuno si tiene la sua idea. Appena l'emergenza sarà passata, il sindaco ha promesso di festeggiare con loro questo anniversario speciale. Stanno seguendo anche le indicazioni del Ministero e della Regione, compresi i figli che ringrazio, che ci hanno messo in contatto per fare questa videochiamata. Appena passerà questa emergenza però andrò da loro a dargli i miei due classici baci e strucon, che ormai è una caratteristica un po' di questo sindaco, ma appartiene proprio alla nostra tradizione.